Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla nona puntata in stagione di calcio di rigore. In eccellenza la FIA, nonostante la sconfitta, mantiene la vetta del torneo. In promozione il Torconca viene bloccato sul pari dall'Igea Marina e scavalcato in vetta dal Pietracuta, che ottiene un'importante vittoria per 4-1. In promozione marchigiana cade ancora purtroppo il Gabice Gradara, ne approfitta la Filotranese che continua il suo trend positivo. Invece in prima categoria pareggio sia per il Nova Feltria che per il Real Miramare. Grazie a questo punto entrambe mantengono la vetta nella prima categoria girone H. Questa sera circa 6 servizi, tutti da commentare, tutti da vedere con i nostri ospiti. Iniziamo a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra il giornalista Mirko Mariotti. Ciao Mirko. Ciao, buonasera a tutti. Lui lo ritroviamo per il secondo anno consecutivo nei nostri studi. Diamo il bentornato al vicepresidente del Nova Feltria Giuseppe Mandrelli. Buonasera a tutti. Buonasera Giuseppe. E infine lui invece gli diamo il benvenuto nei nostri studi, il direttore sportivo dell'Igea Marina Aurelio Tosi. Ciao Aurelio. Ciao, buonasera a tutti. Aurelio, io inizierei da te. Ieri pareggio importantissimo dell'Igea contro il Torconca, uno 0-0 ma ricco di emozioni. Una bella partita, no? Sì, è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Diciamo che nel primo tempo c'è stata una certa predominanza territoriale del Torconca, anche senza costruire troppe occasioni. Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene noi e in un paio di occasioni con Bellavista e Belloni e alla fine anche con un colpo di testa di Carestia potevamo anche fare il colpaccio come avevamo fatto un paio di domeniche prima col Ronco. Siamo soddisfatti perché comunque il Torconca, e lo dimostra anche la classifica, è comunque un'ottima squadra, delle buone individualità, è una squadra insomma, di un certo livello, quindi tutto sommato siamo contenti del risultato, insomma, del punto che abbiamo portato a casa. Giuseppe Mandrelli, vicepresidente del Nova Feltria. Allora Giuseppe, siete primi in classifica, credo che non accadesse da diversi anni a Nova Feltria, continuate a mantenere la vetta seppur in coabitazione con il Real Miramare, è un grosso risultato per la tua società. Sì, ieri è stata una bella partita, ma il primo tempo sono stati un po' così perché era dovuto, c'era un vento terribile, non si riusciva neanche a giocare. Il secondo tempo è stato migliore, ma anche lì il vento ha danneggiato un po' la partita. Per quello che mi hanno detto so che hanno giocato bene, purtroppo il risultato anche noi abbiamo portato a casa, fuori casa ci sta anche bene, via. Ma una parte tecnica, mi suggeriscono da Nova Feltria, ma il vento c'era solo per il Nova Feltria o c'era anche per il Santermetro? C'era anche per il Santermetro, però io difendo la mia società, la nostra squadra, ovvio che se c'è il vento per uno c'è anche per l'altro. E questo qui Giuseppe, stiamo iniziando ovviamente a conoscerti con il sorriso perché poi tra poco parleremo anche dell'ospitalità che avete dato proprio a Nova Feltria come paese al Rimini Calcio quest'estate, però certo, ne affrontiamo tra poco. Mirko, ben ritrovato, quest'anno una novità, una volta ogni mese e mezzo sarai qui anche da noi, da Bologna ti sposti a Rimini. Ecco, stiamo per affrontare tutti i campionati, dall'eccellenza fino alla prima categoria Romagna. Ieri hai visto qualche risultato che ti ha sorpreso? Bene, se parliamo dell'eccellenza nel girone B sicuramente il risultato, a parte la sconfitta della Fioriccione che ha beccato un po' una giornata storta contro Sampa Imola, sicuramente il risultato del Corticella che è la prima sconfitta stagionale contro un Castrocaro redivivo, insomma aveva anche bisogno di punti, diciamo che li ha trovati nella partita giusta, è però una classifica che si è accorciata tanto, diciamo che insomma, anche l'avversario, lo stesso Classe è bloccato da un ottimo Granamica, non è riuscito ad andare al di là comunque di un pareggio. È una classifica che credo rimanga ancora molto in equilibrio, anche perché insomma lo diciamo all'inizio stagione che è un campionato che con tutto il rispetto per chi lo disputa è forse uno dei più mediocri negli ultimi 20 anni,
però forse proprio per questo è equilibrato a tal punto che probabilmente le squadre che avranno quel qualcosina in più probabilmente usciranno alla distanza tra un pochino. Allora Mirko, proprio con te andiamo a vedere adesso i risultati di ieri, dell'ultimo turno, anche con la collaborazione del nostro Stefano Pappini, quello che è successo nel torneo d'eccellenza. Cervia Alfonsine 2-0, Classe Granamica 1-1, Corticella Castrocaro 2-3 come ricordavi tu, Diegaro Argentana 1-0, Fioriccione San Pimola 0-1, Marignanese Faenza 2-2, Massa Lombarda San Pietro in Vincoli 4-2, Real San Lazzaro Progresso 0-4, tra poco vedremo il servizio video, stessa cosa anche per Russi Savignanese, terminata con risultato di 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, sempre con l'ausilio della nostra regia. Fioriccione al comando a quota 18 punti, raggiunto dal Diegaro e dal Classe, 19. Poi Granamica, anzi scusami, Fioriccione 19, Diegaro e Classe 18 punti, Granamica 16, Savignanese e Cervia 16, Progresso 15, Corticella 14, Alfonsine 13, Castrocaro, Faenza 12 punti, Massa Lombarda, San Pimola 11 punti, Russi 9, San Pietro Vincoli 7, Argentana 6, Marignanese 5, Real San Lazzaro -1. E iniziamo da te Mirko, un campionato dove le neopromosse San Pietro in Vincoli e Russi stanno facendo un po' di fatica? Ricordiamoci anche il campionato che hanno fatto l'anno scorso, San Pietro in Vincoli è arrivato in finale di Coppa, però ha fatto un campionato diciamo di media classifica con una rosa che teoricamente doveva essere stata costruita per fare un campionato di alto livello. Probabilmente non ha ancora assorbito pienamente insomma, il passaggio di categoria, si è visto poi anche a Massa Lombarda sabato, insomma, le 2 reti sono arrivate a tempo scaduto su partita ormai chiusa. E invece il Russi da ripescato sta facendo secondo me il meglio che poteva fare. È ovvio che quando ti trovi una squadra come la Savignanese in questo caso, che è una di quelle poche che si può dire che può fare un campionato di livello leggermente superiore alle altre, io penso che insomma Russi è inevitabile che faccia, nonostante che sia arrivato anche un giocatore come Ricci Frabattista che ha fatto gol bellissimo giocatore anche ieri, però io credo che è una di quelle società che a dicembre sicuramente dovrà intervenire per costruire, per prendere qualche giocatore in più per rinforzare la rosa, per salvarsi. Una nota di merito per il Diegaro che invece da non promosso secondo in classifica in questo momento? Diegaro non è una sorpresa. Questo penso proprio penso fosse proprio una di quelle squadre che non ha mai nascosto le ambizioni e sono convinto che a dicembre se si troverà lì davanti farà come l'anno scorso, potrà prendere quei 2 o 3 giocatori magari che gli possono servire per fare anche il salto di categoria. Senti, invece toglimi un'altra curiosità, perché questa squadra per me è nuova perché lo scorso anno appunto non ho avuto modo di osservarla, tu la conosci sicuramente meglio di me, la San Pimola che si impone addirittura nello stadio, nella casa della Fioriccione. È il risultato un po' sorprendente oppure no? Sorprendente se guardiamo la classifica. San Pimola di Mariani è una buona squadra, insomma io credo che sicuramente punti decisamente alla salvezza. Onestamente la Fioriccione francamente è un po' strano che sia lì, nel senso che non era tra le papabili, e ritengo che, almeno a mio modesto parere, ci siano delle squadre sicuramente più portate a giocarsi la vittoria finale. La Fioriccione però per adesso è stata una bella sorpresa, non so quanto durerà, però intanto è lì davanti, quindi deve sfruttare la situazione. Diciamo che ieri forse ha sprecato un'occasione, dato che le altre è un po' un ciappanò, no? Sì, sembra quasi che non vogliono salire davanti, però intanto la FIA ne gode, quindi... Senti, ci spostiamo dalle tue parti perché adesso dobbiamo vedere il primo servizio della serata, la partita relativa a Real San Lazzaro, Progresso. Servizio. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Real San Lazzaro e Progresso si sfidano con l'intento di dare una svolta alla propria stagione agonistica. Il Progresso cerca vittorie esterne, San Lazzaro di togliersi quell'etichetta fastidiosa del -1 in classifica. La partita inizia subito con un solo personale di Rossi che termina con un tiro a giro lontano dalla porta dell'estremo di casa. Ospiti che si ripetono con la solita discesa di Rossi che mette al centro un velenoso traversone smanacciato dal portiere Maglia. Al 13° arriva però il vantaggio rossoblù. Tedeschi viene atterrato al limite dell'area di rigore, calcio piazzato affidato al piede caldo di Lodi, gran botta e pallone nel set, imparabile per il portiere Maglia. Cambia la mattonella, Di Giulio da calcio piazzato trova la barriera sulla ribattuta, chiama l'estremo di casa nuovamente alla respinta, ma è raddoppio nell'area e arriva prima di chiusura di tempo quando un lancio a cercare Well favorisce l'incerta uscita dell'estremo di casa sul lanciato Tedeschi, con Di Giulio bravo ad approfittarne trovando un pallonetto delizioso che chiude anticipatamente i giochi.
Prima del rompete le righe, doppio intervento di Albertazzi che nega ai padroni di casa la possibilità di rientrare in partita, perché come se non bastasse ad inizio ripresa dall'ennesimo calcio piazzato, battuto questa volta da Di Giulio, nasce il fallo di mano che provoca il penalty. Dal dischetto Tedeschi si lascia ipotizzare da Maglia, ma sulla ribattuta firma il tris. L'indemoniato Tedeschi va via sulla sinistra, gran botta ma centra la traversa. Sull'ennesima azione partita sulla sinistra, Rossi si invola, salta il primo uomo ma viene esteso dal secondo. Nuovamente penalty, dagli 11 metri si presenta questa volta Lodi che firma il poker. Ci sarebbe ancora il tempo per l'ennesima offensiva ospite che si spegne sul fondo e per la reazione d'orgoglio del Real San Lazzaro che sbatte contro il muro imposto dall'estremo Albertazzi. 0-4, si chiude qui una partita senza storia. 20 minuti. Ecco, stavamo parlando appunto un po' di questa situazione del Real San Lazzaro, con il progresso che si è imposto per 4-0, un po' troppo facile considerando un derby bolognese, no? Ma insomma la situazione del San Lazzaro penso che insomma, almeno se non so qui in Romagna si sia a conoscenza della situazione, però è stato diciamo un po' leitmotiv dell'estate, non si sapeva se si iscriveva o meno, alla fine si è iscritta, sta partecipando al campionato regolarmente, però insomma ci sono ancora delle problematiche col passaggio di proprietà, tra virgolette, dal presidente De Giovanni, che tra l'altro per un discorso di onorabilità, per una condanna che ha ricevuto, si è dovuto dimettere dalla carica di presidente, l'ha presa a mano un'altra persona che però adesso diciamo che si è allontanata fuori dall'Italia e mi sembra insomma, che probabilmente credo che domenica insomma, a dicembre ci saranno delle problematiche ancora a San Lazzaro, un peccato perché insomma vedere una città come San Lazzaro, avere una squadra in eccellenza che fa insomma, in questa situazione e quella che adesso insomma, va un po' meglio che in seconda, insomma fa un po' specie una società, cioè una città come San Lazzaro che ha avuto anche la squadra in C2, parliamo un po' di... Stanno arrivando un po' di messaggi che li dividerò adesso tra poco un po' per categorie, dopo tra poco ritorno da te Mirko, perché adesso andiamo a vedere il secondo servizio della serata con la Savignanese che si è imposta per 2-1 sul campo del Russi. Servizio. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Quinto risultato utile consecutivo per la Savignanese che fa un importante sbalzo in avanti in classifica. I gialloblu regolano la forza dei russi che non riesce più a sbloccarsi, specie tra le mura amiche dove Grimellini è orfano di un compagno di reparto che possa concretizzare quanto lui. Eppure già dalle prime battute i falchetti partono forte, Gualandi ruba palla a un avversario, mette al centro ma Grimellini non approfitta permettendo la chiusura della retroguardia ospite. Dall'angolo Gualandi pennella per la testa di Sebastiani che colpisce malamente mettendo sul fondo. Il pressing dei russi si materializza però al minuto 3 quando Ricci fra Battista si incune nella difesa gialloblu e dal limite lascia partire un diagonale insidioso che non lascia scampo al portiere Pazzini. Troppo angolato il pallone calciato dal calciatore che riceve l'abbraccio dei compagni e sicuramente tra i giocatori più importanti di questa squadra. La Savignanese ha un'immediata reazione che porta al pari, firmato da Peluso, bravo con un pallonetto delizioso a superare Casadio e a ristabilire l'equilibrio in campo. Peluso vuole il massimo e poco dopo su una respinta da corner raccoglie il pallone, destra a giro con Casadio che si rifugia in corner. L'ex Forlì continua a fare ribello e cattivo tempo al 23esimo dopo una serpentina mette in mezzo per Brigliadori che salta un avversario e mette in rete scaricando rabbia e pallone del sorpasso. Dall'angolo ancora Peluso in girata mette sul fondo mandando le squadre a riposo sul risultato di 1-2. Ad inizio ripresa Russi subito avanti con Sebastiani, cui tiro viene respinto da Pazzini. Dalla parte opposta discesa di Manuzzi, tocco per Brigliadori che a sua volta chiama al tiro Turci, pallone alto. Spazi aperti, Gribellini protegge palla, apre per Gallamini che in corsa spara addosso a Pazzini. In contropiede invece Peluso rifila una gomitata all'avversario, l'arbitro vede ma decide di ammonire l'ex Forlì. Dalla parte opposta Grimellini rifila un calcione e riceve il cartellino rosso. Russi in 10 uomini per l'assalto finale che non produce più nulla, anzi è la Savignanese a rischiare i tris con Casadio che chiude l'offensiva ospite prima che Manuzzi venga murato dalla retroguardia di casa. Russi da rivedere, Savignanese micidiale, 3 punti ottenuti su un campo difficile. Ok Mirko, allora iniziamo a leggere un po' di messaggi. Si chiedono da casa se ieri la partita tra San Lazzaro e Progresso si è giocata regolarmente al Kennedy di San Lazzaro. Sì, hanno ripreso a giocare a San Lazzaro, sono finiti i lavori, quindi... Poi volevano sapere da casa cosa ne pensi tu esattamente del Castrocaro. Ieri, ricordiamo, ha ottenuto un risultato importante contro il Corticella per 3-2. Castrocaro è una delle squadre che teoricamente dovrebbe starli davanti, ha avuto una partenza un po' ad handicap, è cambiato anche l'allenatore. Adesso c'è Scozzoli che, insomma, che sta facendo benino,
però la classifica è ancora abbastanza deficitaria. La fortuna del Castrocaro è che la classifica è corta. Avendoti qui stasera evito un po' di parlare delle riminesi perché ne parliamo tutti lunedì con il nostro Giacomo Alpini, con il nostro Renzo Baldisseri e con tutti gli ospiti. Chiedo qualcosa in più vedendo la classifica questa sera che ho a portata di mano, un po' tra il Ravennate e il Bolognese. Iniziamo dall'Alfonsine, forse la vera delusione di questo inizio di campionato. Ma Alfonsine in realtà non è, inizialmente era partita anche meglio del previsto, ha 3-4 giocatori che sicuramente spostano ancora, perché ha Riccardo Innocenti che è un classe 74 come me, che ancora ha grandissima lucidità offensiva, tanto di cappello, a Filippi, sicuramente insomma, Mister Gori che è un ragazzo anche giovane, credo fosse il più giovane allenatore se mettiamo eccellenza, promozione, anche prima categoria, del panorama dilettantistico. Secondo me sta facendo un buon lavoro col materiale che ha a disposizione. L'Alfonsino onestamente non è una squadra che deve vincere il campionato, è una squadra che deve conservare nella maniera migliore possibile la categoria e sicuramente hanno ottime basi per farlo. Invece questo Faenza ti ha un po' sorpreso come partito quest'anno, oppure secondo te è una squadra che farà il suo onesto campionato ma poi di tanto non farà? Beh, il Faenza intanto deve ringraziare Grazdani se è lì, esatto, perché è una squadra molto giovane quest'anno, sono rimasti i vari Negrini, che è un'altra colonna di questo Faenza che però quest'anno si è ringiovanito molto, ha fatto qualche risultato interessante, però credo che il Faenza lotterà per non retrocedere quest'anno. Allora, adesso andiamo a vedere con la regia il prossimo turno, ci sono delle sfide interessanti, ricordiamo che si giocherà mercoledì 1° novembre, quindi turno infrasettimanale, Alfonsine Real San Lazzaro, Argentana Fia Riccione, Castrocaro Diegaro, Faenza Massa Lombarda, Granamica Corticella, San Pietro in Vincoli Russi, scontro tra neopromosse, Progresso Classe, San Pimola Marignanese, Savignanese Cervia. Io qui ho sottolineato, Mirko, 2 gare, Castrocaro Diegaro e Savignanese Cervia, tu ne vedi qualcun'altra? Beh, c'è anche Progresso Classe. Progresso Classe. Che è una bella partita, Progresso se vince si può lanciare nelle zone altissime della classifica. Perfetto, adesso prima di passare ad Aurelio leggo qualche messaggio che è arrivato anche per il vicepresidente del Nova Feltria. Caro Giuseppe Mandrelli, vorrei sapere cosa pensa del suo settore giovanile. Il nostro settore giovanile, visto che sta andando molto bene, perché a parte le vittorie che ci danno soddisfazione, che ci sono spesso, anche domenica e sabato la Juniores ha vinto, prima in classifica, lo prima ricordiamo. In classifica, ha vinto i giovanissimi, e quindi penso che con Zanini e tutti gli allenatori che ci sono il settore va avanti bene, insomma, almeno non ci danno problemi. E bisogna farvi i complimenti, complimenti Sì, davvero. Perché sono tanti da seguire, insomma, adesso abbiamo allargato un po' anche la fascia dirigenziale, abbiamo messo dentro anche delle donne, abbiamo messo dentro dei giovani, quindi ci vuole, perché insomma c'è da seguire tutto il settore giovanile, la prima squadra c'è da fare, insomma. È vero. Adesso andiamo a vedere il campionato di promozione, così sentiamo anche il nostro ospite Aurelio Tosi, andiamo a vedere appunto i risultati e la classifica dopo l'ultimo turno. Football Cava Bellari Giamarina 4-2, Gambetto Lareno 1-0, Gatteo del Duca Ribelle 1-1, altro risultato sorpresa di questa giornata, Giamarina Torconca 0-0, Pietracuta Savio Calcio 4-1, Reda Calcio Cotignola 1-2, San Pierana Giovane Cattolica 0-0, Savanna Tropical Coriano 2-1, Stella San Giovanni Ronco Edwards 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, che si fa sempre più interessante, soprattutto per i colori del Pietracuta. Pietracuta al comando a quota 19 punti, segue il Calcio Cotignola assieme al Torconca e al Del Duca Ribella a quota 18, Giovane Cattolica 17, Gambettola 15, Tropical Coriano, Ronco Edwards Forlì 14 punti, Reno, Stella San Giovanni 12, San Pierani, Giamarina 11 punti, Football Cava 10, Reda 9, Savanna 8, Gatteo 7, Savio Calcio 7, Bellari Giamarina ultimo con 3 punti. Ebbene, adesso andiamo a vedere il primo servizio dedicato a questa categoria con la partita che riguarda vicino il nostro ospite tra i Giamarina e Torconca, terminata solo 0-0. Il Giamarina ferma sul pareggio la capolista Torconca che scivola al secondo posto dando il primato al Pietracuta vittorioso a domicilio sul Savio, partita giocata a viso aperto da ambedue le compagini che danno vita a un bello spettacolo, è mancato solo il gol, uno 0-0 che di certo non annoia il pubblico accorso. Torconca che parte subito forte, azione manovrata, palla che viene toccata fuori per la corrente Battistini che chiama la deviazione in corner, l'attento Rossi. Al 16esimo Fedeli salta Pirini, si accentra e calcia dal limite, Rossi para in 2 tempi. Fedeli ci riprova un
giro di lancette dopo, ma questa volta la conclusione è telecomandata. Al 21esimo buona manovra dell'Igia Marina con Pirini che verticalizza per Bellavista, Fantasista viene fermato, ma Righini segue l'azione e calcia di poco alto sopra la traversa. Stessa cosa dalla parte opposta quando al 22esimo Bellavista prova a impensierire così Melchiorri. Ancora Fedeli ci prova dalla distanza non inquadrando il bersaglio. Stessa Mattonella un minuto più tardi chiamando Rossi alla parata in due tempi con una potente conclusione. Bellavista, vero stantuffo, va a prendersi palla sulla destra, prova la conclusione, buona la potenza ma non la precisione. 5 minuti dopo i portieri locali sventa il tiro di Gambelli, servito sul primo palo da un corner battuto da Fedeli. Al 38esimo Abbondanzieri entra in area sulla sinistra e calcia di potenza sul primo palo, costringendo i portieri rossi alla deviazione in corner. Finale di marca ospite, qui timide proteste per un atterramento in area di caso. Lascia proseguire il direttore di gara, nello stesso caso richiude il tempo con un solo personale terminato alto sopra la traversa. Nella ripresa, mischia in area di rigore pericolosa per la difesa dell'Igea che riesce a sventare il pericolo con lo stesso portiere Rossi. L'Igea Marina parte bene e sfiora il vantaggio al 53esimo. Belloni velocità sulla fascia destra, crossa lo Sant'Era al centro ma Bellavista spreca non inquadrando il bersaglio. Buon momento per la squadra di Gavagni, un minuto dopo Belloni riceve in aria spalla alla porta da Pirini, si gira e calcia alto. Ancora pressing dei padroni di casa, Venturi va alla battuta, fuori aria, ma nulla da fare. Al 58esimo l'occasione più limpida, cross di Brighi dalla destra, Capanna valuta male il cross, che raggiunge Belloni sul secondo palo, Paglialonga respinge incredibilmente sulla linea il tiro a botta sicura, salvando il risultato. Il Torconca risponde al 63esimo con una sotterra di Casoli che viene bloccato da Rossi. Pregevole un minuto dopo la combinazione tra Battistini e Fedeli, ma sul tiro vigila ancora Rossi in due tempi. Al 78esimo l'ultimo tentativo dell'Igea ed è nell'entrato Carestia che, servito da un corner di Casadei, colpisce di testa alzando la mira, graziando in questo caso Melchiorri. 0-0 il finale, frutto di una bella partita. Salutiamo Giacomo Alpini, autore di queste riprese, questa sera non è qui tra noi ma lo ritroveremo lunedì prossimo. Volevo andare proprio su Aurelio, ti sei disperato quando hai visto quel salvataggio sulla linea da parte del Torconca? Sì, mi sono disperato perché in diretta ci avevo creduto, avevo già esultato. Beh, mi è sembrato quando commentavo oggi, per la prima volta vedevo le immagini, un'azione incredibile, con un salvataggio, io non so come ha fatto quel giocatore del Torconca. Ieri un nostro giocatore fuori dal campo sosteneva che la palla stava uscendo e che Paglialonga quindi non aveva salvato, invece adesso le immagini confermano il fatto che se non la prendeva andava dentro. Andava dentro, sì. Senti Aurelio, che tipo di campionato è questo? Perché l'Igea sta facendo, diciamolo pure, il suo onesto campionato, però prima telecamere spente, quando ci hai raggiunto nei nostri studi ci dicevi, sai, noi siamo partiti con lo stesso organico dello scorso anno, un po' come il Pietracuta, abbiamo fatto qualche innesto nei vari reparti, però ci siamo fermati lì, no? Sì, noi siamo partiti dall'assunto quest'estate che, come dire, la rosa che ha vinto il campionato scorso e la Coppa era un'ottima intelaiatura, e quindi abbiamo fatto degli interventi mirati, soprattutto fra i giovani. Tengo molto a sottolineare il fatto che i nostri giovani sono praticamente tutti provenienti dal nostro settore giovanile, e di questo andiamo particolarmente orgogliosi, fa parte della filosofia proprio della società. Certo. Per arrivare al campionato, sì, è un campionato per il momento piuttosto anomalo, secondo me comunque ci sono 3 o 4 squadre che alla lunga verranno fuori. Io tra quelle che ho visto onestamente quella che mi ha impressionato di più, anche se abbiamo vinto, è stato il Ronco, che secondo me è un'ottima squadra, insomma, è un'ottima squadra, è proprio come impianto, come esperienza, sono veramente la più quadrata fra quelle che ho visto, quindi secondo me loro prima o poi verranno fuori. Un'altra squadra che sicuramente verrà fuori dovrebbe essere il Cattolica, che tra l'altro incontriamo dopodomani, mercoledì. Loro hanno avuto un inizio stentato, ma come dire, hanno una rosa così importante che prima o poi verranno fuori. Sulla carta anche il del Duca probabilmente ha un'ottima intelaiatura e lo stesso Torconca. Il Pietracuta sta facendo veramente molto bene. E anche loro, come dicevamo poc'anzi, sono intervenuti con qualche intervento mirato, evidentemente hanno fatto le scelte giuste, insomma. Per arrivare a noi come obiettivo, come dicevo prima, abbiamo una salvezza la più tranquilla possibile. Crediamo che, nonostante il campionato sia importante, ci sono delle squadre molto agguerrite, crediamo di avere le carte in regola per poter centrarle. Insomma, adesso vediamo
di andare avanti domenica per domenica, e già iniziamo mercoledì con un'altra bella sfida. Mercoledì, domenica, Cattolica, il derby. E poi c'è il derby, sì. Che per quanto sia, insomma, è sempre il derby, quindi... La classifica non si guarda in quell'occasione lì perché è una partita molto sentita. Mi trovi assolutamente d'accordo. L'hai lanciato tu, andiamo a vedere adesso proprio il servizio inerente a Pietracuta Savio con Fratti che trova il 101esimo gol in carriera con la maglia rossoblu, ma soprattutto una targa ricordo da parte dei dirigenti, in primis da Sandro Conti. Il servizio. Il Pietracuta conquista una netta vittoria contro il Savio e ritrova il primante in solitaria nonostante una lunga lista di assenti: Mularoni, Davide Fabbri, Francesco Fabbri, Burioni, i due portieri Lassagni e Claudio Balducci, quest'ultimo in panchina a titolo di firma. I ragazzi di Ferniani, che schierano i 47enni Spadazzi in porta, mettono ancora in mostra il loro grande potenziale offensivo, con Fratti che festeggia il suo 101esimo gol in maglia rossoblu, ma soprattutto scoprono il giovane Alessio Crociani, classe 99, il cui ingresso in campo è stato determinante. Al bin di partita condizionata da forte vento, Baschetti innesca da subito in avvio il compagno che non riesce a pungere come vorrebbe. Dalla parte opposta il Savio passa in vantaggio, ma il gol viene annullato per posizione di offside. Buona invece la posizione quando al 10° minuto un colpo di testa d'Amico risulta essere vincente, battendo l'esperto Spadazzi per il vantaggio ospite. Sempre di testa avviene il pari del Pietracuta al 21esimo, cross di Eugenio Sebastiani, dalla destra Tosi in posizione centrale, angolo e colpo di testa e supera dall'ala. Per l'1-1 ristabilita dunque la parità in campo. Il Pietracuta si spinge in avanti ma subisce il contropiede ospite che per poco con D'Amico non risulta vincente, provvidenziale la deviazione della difesa di casa. Ferniani a questo punto cambia tattica passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e inserisce il giovane Crociani nel ruolo di esterno alto a sinistra con Tani alle spalle di Fratti. Mosse azzeccate che lanciano il Pietracuta verso la vittoria. Prove del gol già inizia ripresa con un calcio piazzato di Tani, ma l'estremo ospite non si fa superare. Il Savio prova a rispondere con una solo personale di Bagnolini che viene chiuso sul più bello da Spadazzi, bravo a chiudere lo specchio della porta. Il gol è nell'area, qui ben servito Tani spara addosso ad Allara. Al 71esimo però da Massini parte l'azione di Sebastiani, dopo un primo tiro di Fratti respinto c'è l'assist di Crociani per il tiro vincente di Tani. Questa volta il gol è concretezza, 2-1 per il Pietracuta. Sulle ali dell'entusiasmo il Pietracuta insiste sfiorando i tris, Dallara evita il colpo del KO, o meglio lo rimanda al minuto 78 quando Sebastiani sugli sviluppi del corner ci prova, la palla arriva a Crociani che di potenza firma così il gol del definitivo 3-1. Partita finita, manca a dirlo, il poker a firma di Fratti che servito da un lungo lancio dalle retrovie batte l'estremo Dallara, che nulla può, e come festeggia Fratti? Festeggia con un'intervista quasi seria, o meglio, scopritelo. Sì, soprattutto è stata bella, sono contento per la vittoria, non è stato facile perché siamo partiti male, però aver vinto e da quanto mi risulta siamo tornati primi in classifica, perciò sono molto contento. In più mi hanno fatto questa targa. 100 volte Gianni Fratti, 100 volte Gianni Fratti, 100 volte Gianni Fratti, 100 volte Gianni Fratti. Aspetta! 100 volte Gianni Fratti, 100 volte Gianni Fratti. Sul finire Baschetti si divora la cinquina, ma va bene così, giusto mister Ferniani? Siamo partiti un po' timorosi, loro sono stati bravi, hanno trovato il gol, hanno avuto anche un paio di occasioni importanti. Poi secondo tempo abbiamo fatto bene, ci capita spesso, è merito dei ragazzi che lavorano molto durante la settimana, molto e bene, perché quello è importante, quindi diciamo in questo momento stiamo bene, nonostante qualche acciaccato, ma nell'arco di un anno ci sta. Quindi penso che il risultato sia giusto, abbiamo sofferto i primi 15-20 minuti, poi penso che il risultato, anche con un vento così che era difficilissimo giocare, sia un risultato meritato, forse magari un po' ampio nei confronti della squadra avversaria che ci ha messo in difficoltà nella prima parte del primo tempo, però penso che i 3 punti siano meritati. Il Pietracuta ora davvero può spingersi in avanti, riconquistata la leadership del girone. Allora Mirko, parliamo proprio di te, perché 2 sorprese di questo girone sono Pietracuta e Calcio Contignola. Vorrei anche i complimenti da parte di un osservatore attento come te. La vera sorpresa è Pietracuta, perché però sai, quando una squadra è abituata a far bene, a vincere anche nel campionato di prima categoria, di solito, non sempre, però di solito sulle ali dell'entusiasmo, poi sai, Pietracuta è stato ripescato all'ultimo momento,
È un po' la storia della Solerese nel girone A di eccellenza, altra squadra ripescata all'ultimo momento ed è terza in classifica adesso. Il Cotignola mi sorprende il giusto, perché comunque ha più o meno un certo nucleo che ha Mister Folli da un po' di anni e quest'anno, insomma, per adesso sta facendo bene. Diciamo che il Cotignola è una squadra che può stazionare nelle zone alte della classifica, però gli manca sempre quel qualcosina in più per farlo stare proprio nella zona playoff. Sarebbe anche ora che magari, insomma, sfrutti il buon andamento. Poi dicevo, è un campionato che comunque per adesso ha un equilibrio talmente tale, anche se credo che, insomma, quelle 2 o 3, come diceva bene prima Tosi, insomma, credo che alla fine usciranno alla distanza, almeno dovrebbe essere così. Poi il campo di solito dà delle altre sentenze. Aurelio, invece questo Tropical Coreano secondo te può spiccare il volo, perlomeno entrare in zona playoff, oppure lo vedi ancora leggermente al di sotto delle prime 3 squadre che dicevi prima? Credo che sia un'ottima squadra. Io credo che adesso col ritorno di Vitaioli, tra l'altro, potrebbe veramente... Quello sarà un ritorno importante. Sì, potrebbe inserirsi nella lotta playoff, anche se onestamente credo di poter dire che quelle che abbiamo citato prima e anche il Cotignola, di cui mi ero dimenticato, possono avere un qualcosina in più. Ebbene, mi trovo assolutamente d'accordo, andiamo a vedere il prossimo turno con l'aiuto del nostro Stefano Papini, sfide interessanti. Ricordiamo che anche qui si giocherà mercoledì 1 novembre, Bellari Giammarina a San Pierana, Calcio Cotignola Savana del Duca di Belle, Football Cava, Giovane Cattolica e Giammarina, questa è la sfida che vede da vicino il nostro Aurelio, Reno Gatteo, Ronco Edwards Forlì, Reda, Savio Calcio, Stella San Giovanni, Conca Pietracuta, altro big match di giornata, Tropical Coreano Gambittolo, altra bella sfida. Dove andresti tu, Mirko, dovendo scegliere? Beh, vedere Torconca e Pietracuta, perché credo siano le squadre, insomma, che adesso stanno andando un po' meglio. Bella scelta, Beh, non era difficile da scegliere in realtà. Parlato fine, non era difficile. Fine. Va bene, adesso ci fermiamo un attimo per 3 minuti andando in pubblicità, poi ritorniamo, Gabice Gradara Calcio con la promozione marchigiana e poi prima categoria con il nostro Giuseppe Vandelli, riferimento a Nuova Fete Sant'Ermete, derby della Valmaricchia. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Fornitalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di chiada secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda.
Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Entriamo in studio perché adesso, come dicevo prima, ci spostiamo per affrontare la promozione marchigiana, purtroppo terza sconfitta consecutiva per il Gabice Gradara Calcio, ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e classifiche con la collaborazione del nostro Stefano Papini. Camerino Gabice Gradara 2-1, Senigallia Passatempese 3-0, Filotrannese Cantiano Calcio 2-1, Laurentina Olimpia Marzocca 1-4, Moia Vallesina Valfoglia 0-1, Mondolfo Nova Real Metauro 1-0, Osimana Villa Musone 1-2, Porto Recanati Sassoferrato 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che si fa sempre più interessante per la Filotrannese al comando a quota 16 punti, segue l'Olimpia Marzocca 14, Mondolfo, Villa Musone 12, Porto Recanati 11, fino a questo momento griglia rispettata delle pretendenti per salire, parte la Filotrannese che è una vera novità per salire di categoria. Senigallia 10 punti, Camerino, Gabice Gradara, Laurentina 9, Cantiano, Valfoglia 7, Osimana 6, Sassoferrato 5, Passatempese, Nova Real Metauro 4, Moia Vallesina a quota 0 punti. Adesso rientriamo in studio perché non abbiamo il servizio di Gabice Gradara questa sera, salutiamo la nostra Veronica Lisotti, ma abbiamo il punto del campionato, il servizio. Nella sesta giornata di campionato di promozione marchigiana si delinea forse per la prima volta in questa stagione la griglia delle squadre pretendenti al salto di categoria. Se la Filotrannese da neopromossa sta sorprendendo chiunque con all'attivo 5 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte raccolti in 6 gare, si libera per ultimo dell'ostacolo cantiano già dopo soli 12 minuti di gioco con le marcature di Meschini e Carnevali, rendendo vana la finalizzazione di Santinelli. L'Olimpia Marzocca in esterna sul campo della Laurentina legittima la propria forza mettendo in vetrina nel poker finale 4-1 un super Luca Moschini, autore addirittura di una tripletta. A Mondolfo invece basta una rete di Messina per liberarsi dell'ostacolo Real Metauro, mentre sulla stessa lunghezza d'onda entra in zona playoff il Porto Recanati che batte di misura il Sassoferrato con una rete di Martin Garcia. Salgono in gradatoria Villa Musone, vittoriosa sul campo dell'Ossimana per 2-1 di Camilletti e Liguori, le prime vittorie, e il Senigallia, mentre il Camerino infligge la terza sconfitta consecutiva a un Gabice Gradara passato in vantaggio con Pratelli, ma raggiunto prima da Iori e superato infine da Barioni. Campionato apertissimo, ricco di insidie con la Filotrannese al momento che sta avendo ragione su tutte le altre compagini. Complimenti davvero, qui come nel caso del Pietracuta da neopromossa la Filotrannese sta conducendo il girone di promozione marchigiana, ma è arrivato anche un messaggio per il nostro Mirko. Volevo chiedere a Mirko se conosce la realtà di Gabice Gradara e come vedrebbe uno spostamento in Emilia Romagna come Pietracuta e Nova Feltria. Grazie. Lo spostamento è sempre un punto interrogativo, a parte che tecnicamente non si può fare perché dovrebbe ripartire dalla terza categoria, quindi è una cosa che non si può fare.
Se fosse possibile, ogni campionato fa storia a sé, cioè piazzarla da un girone a un altro, non puoi mai avere la controprova. Sicuramente potrebbe fare un campionato normale, di media classifica, comunque vedendo anche il girone romagnolo che è abbastanza equilibrato, sicuramente ci può stare lì in mezzo, però sai, è sempre, c'è anche il discorso che comunque dopo rischi di finire in un girone che non conosci e rischi di trovarti in difficoltà, perché succedono delle squadre che non sono abituate a giocare in un girone dove di solito giocano, sai, magari a parte qualche caso non conosci la squadra, non conosci i giocatori, ti devi un po' documentare, però inizialmente, a meno che non c'è una squadra talmente forte da ammazzare il campionato, però qualche difficoltà la trovi sempre, quindi diciamo che lascia il tempo che trovi, insomma, il fatto di spostare una squadra da un girone a un altro campionato. È vero. Qui non si gioca mercoledì, ma si torna a giocare domenica prossima. Con l'ausilio del nostro Stefano Pappini andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno, iniziando proprio dal prossimo avversario del Gabice Gradara, che sarà l'Osimana tra le mura amiche, quindi partita interessantissima per i Gabice, soprattutto per riscattare le 3 sconfitte consecutive. Le altre sfide: Cantiano Calcio Villa Musone, Nuova Real Metauro Filotranese, Olimpia Marzocca, Moia Vallesina, Passatempese, Laurentina, Porto Recanati, Mondolfo, Sassoferrato, Camerino, Valfoglia, Senigallia. E dalla promozione marchigiana adesso ci spostiamo in prima categoria Romagna, girone H, andando a vedere quello che è successo nell'ultimo turno, e qui davvero tantissimi risultati interessanti, soprattutto per quanto riguarda la vetta del campionato. Junior San Clemente Granata 0-0, Miramare Colonnella 1-0, Morciano Alta Valconca 1-0, quindi Morciano che si aggiudica il derby dell'Alta Valconca. Real Miramare Riccione, sfida bellissima 3-3, con Real Miramare che addirittura perdeva per 3-1, Sant'Ermete Visso Nova Feltria, derby della Valmaricchia terminato per 1-1, Valle Savio Atletic Poggio 1-1, Verrucchio Bacchia Cesenatico 2-1, Vis Misano Bagno di Romagna 3-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, con il Nova Feltria che conduce a quota 14 punti insieme al Real Miramare, segue a una sola lunghezza l'Atletic Poggio, poi via via Riccione 12 punti, Morciano, Valle Savio e Alta Valconca 11, Sant'Ermete 10, Miramare 9, Granata, Verrucchio e Vis Misano 8 punti, Bacchia Cesenatico 7, Colonnella 5, Junior San Clemente 5, Bagno di Romagna 3. Andiamo a vedere il servizio per quanto riguarda la partita del Nova Feltria, il derby della Valmaricchia, giocato e terminato per 1-1 contro il Sant'Ermete. Il servizio. Le scelte dell'allenatore Pazzini del Sant'Ermete danno scacco a Nova Feltria nella prima frazione, ma i gialloblu dimostrano la loro forza, trovano il pareggio e cercano di sfruttare l'espulsione di Vuccai per rovesciare le sorti dell'incontro. Con il Sant'Ermete finisce in parità 1-1, un risultato sostanzialmente giusto in una gara condizionata dal forte vento. Nella prima frazione qualche tentativo velleitario per parte, da calcio piazzato Vuccai apre i giochi cercando di sorprendere Semprini, ma la sfera termina alta. Dalla parte opposta Paolo Gori, aiutato dal vento, mette quasi paura all'attento Guerra. Dalla stessa posizione defilata ma leggermente più avanzato prova a sfruttare l'effetto vento anche Fraboni, ma Guerra si distende a terra e blocca. Poi al 22esimo il Sant'Ermete passa in vantaggio, Nicolas Casali lancia Montebelli che entra in area e infila Semprini sull'angolo lontano, nulla può questa volta il portiere ospite. I padroni di casa lasciano il consueto 4-2-3-1 per il 4-3-2-1, con Nicolas Casali che si allarga per contrastare le incursioni di Gori, mentre Molari si abbassa a pressare il regista Fraboni. Fraboni da calcio piazzato serve Radici che duetta con Federico Baldinini, ma Guerra blocca senza affanni. Al 41esimo però gli ospiti pervengono al pareggio, Cupi calcia di sinistra dalla distanza, tiro senza pretese che diventa imparabile per una deviazione di Zavattini e si infila alla sinistra dell'incolpevole Guerra. Nella ripresa Nicolas Casali viene ammonito per un fallo vistoso. Durante l'ammonizione Vuccai va a dire qualcosa al direttore di gara e per questo viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco, non senza polemiche, specie verso il pubblico ospite che lo bersagliava. Peccato, perché i padroni di casa, come lo scorso anno, giocano questo derby rimanendo ancora una volta con l'uomo in meno. Il Nova Feltria a questo punto sfrutta l'inferiorità numerica per attaccare. Fabri decide difatti di lanciare la terza punta a Francesco Baldinini, ma prima al 56esimo c'è un tiro del nipote proprio di Achille Fabri dalla distanza che serve per monitorare la situazione in zona Semprini. Il portiere ospite si fa trovare pronto all'appuntamento con la presa. Al 66esimo cross di Cupi dalla destra, la difesa del Sant'Ermete sbaglia il disimpegno, ma il tiro di Baldinini è troppo strozzato e viene bloccato da Guerra. 2 minuti dopo l'occasione più ghiotta, Francesco Baldinini allarga a sinistra per il neo entrata Rapi che con un cross alla sotterra trova l'inserimento di Cupi, la palla termina di poco al lato alla sinistra di Guerra.
Al 74esimo, punizione di Fraboni, il mancino serve il solito Cupi che di testa colpisce la parte alta della traversa. Nel finale, il neoentrato Fabbri si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Michael Casali. Le due squadre calano inevitabilmente dopo aver speso molte energie, con l'ultimo sussulto firmato da Fraboni al 94esimo, la cui punizione mancina termina però alta sopra la traversa della porta difesa da Guerra. Il Nova Firtia mantiene la vetta, porta a casa un punto che muove la classifica, ma vede tramontare l'ipotesi di essere solo al comando in virtù del pari imposto dall'avversario e mercoledì nuovo derby al Comunale con il Verrucchio. Allora, signor Giuseppe alias Peppo Mandrelli, parliamo un attimo di alcune individualità che ha quest'anno il Nova Firtia, perché voi avete cambiato allenatore, Achille Fabbri è stata una scommessa, come vi state trovando con il mister? Noi con Achille Fabbri ci troviamo molto bene perché è una grande persona, poi uno che ha del polso, praticamente i ragazzi sono contenti tutti, poi sta valutando molto il settore giovanile che ogni domenica inserisce qualcuno delle juniores, quindi noi siamo contenti perché è veramente una persona che a noi ci voleva per poter fronteggiare il campionato di quest'anno, perché l'anno scorso siamo andati avanti un po' così, quest'anno si è migliorato in tutto, poi diciamo che visto che i ragazzi sono contentissimi, andiamo avanti, quindi domenica per domenica era mercoledì, anzi. Tu non sei più qui, se tu l'anno scorso eri impaurito, quest'anno non sei più impaurito. No, sono tranquillo, anche poi quest'anno ho seguito anche un po' di meno le domeniche perché ero impegnato alla festa del tartufo, quello abbiamo capito. Ecco, allora, quindi però una domenica ho visto che insomma abbiamo un bel gruppo, soprattutto questi ragazzi che hanno voglia di giocare, ieri li ho visti un po' così perché dice che c'era il vento che dava fastidio, quello l'abbiamo capito. Il vento che dava fastidio, soprattutto nelle gambe, non che portava le palle. Però insomma era un po' così. Però insomma i ragazzi ci sono, dai. Giuseppe, invece questo giocatore giovane che sta facendo molto parlare tantissimi osservatori, si è parlato di Bologna, Atalanta, Spal, addirittura forse anche di Milan, Thomas Radice, è stata una scommessa un po' vostra dalla società perché tutti quanti vi guardavano un po' male, un quindicenne in prima squadra, eppure questa scommessa l'avete vinta. Sì, noi l'abbiamo vinta, anche ti dirò che io personalmente vedrei, cioè con i giovani ci spero, però vedo più gente più matura perché c'è la mentalità di vincere, invece ho capito che i giovani bisogna inserirli perché il futuro dei giovani, poi sto Radici è veramente un talento perché fa dei numeri che a te piace? È bravissimo, a me piace, sì, piace. Poi ci sono degli altri che anche non sono da meno, però insomma lui adesso al momento sta andando molto bene. Insomma. Senti, invece il giocatore più importante della rosa, è inutile negarlo, è il nazionale sammarinese Stefanelli. C'è ancora qualcosa su cui bisogna lavorare su di lui? Lo vedi un pochino troppo da solo lì davanti? Come lo vedi a Nova Firtia, Mattia? Ma guarda, Mattia lo vedo che si impegna tanto, però ancora non ha proprio decolato. Può darsi che piano piano, senz'altro, adesso con l'allenatore Fabbri lo stimolerà in maniera che riprenderà possa sicuramente. Sì. Cosa che tu ti auguri, perché è certo, sempre parlato benissimo dei numeri ce li ha, ho visto anche in altre partite l'anno scorso, quest'anno, quando parte, però è un po' lento partire, insomma, adesso. E non dimentichiamoci che voi a centrocampo avete anche un certo Francesco Amantini. Amantini che adesso è infortunato, vedi che poi è infortunato anche Mascella, purtroppo tutte le squadre come noi non siamo mai al completo, comunque adesso abbiamo questi giovani che inseriamo che sono veramente promettenti e continuiamo. Ebbene, io ti faccio gli auguri con una settimana di ritardo perché una settimana fa hai festeggiato gli anni, complimenti davvero, grazie, non diciamo l'età perché non mi permetterei mai, però auguri, grazie. Va bene? Volevo dire che siccome domenica la neo squadra che ha giocato la terza categoria di Ponte Messa, c'è stato un brutto scontro in campo e un ragazzo si è rotto il tivole. Quindi a un certo momento voglio fare gli auguri di grande guarigione perché veramente è stato un incidentaccio brutto, insomma. Sì, li facciamo anche noi, ci uniamo anche noi gli auguri di pronta guarigione nel derby Massella tra Ponte Messa e Sono due fratelli, uno si è rotto una spalla tempo fa e adesso lui insomma, si è fatto il referto medico, però va bene, ok. Ovviamente ci aggiungiamo anche noi agli auguri di pronta guarigione. Grazie a Mirko Mariotti che ritroveremo anche tra poco in Sport Up. Tutto su Rimini Calcio, non ci abbandonate, mi raccomando. Grazie Mirko. Grazie a te. Grazie a te, vicepresidente Giuseppe Mandrelli. Grazie del vostro invito, grazie a tutti.
se vuoi puoi rimanere anche nella seconda parte, se hai piacere di parlare del Rimini. E ringrazio anche Aurelio Tosi, direttore sportivo dell'Igea Marina. Grazie a voi, buonasera a tutti. Rimanete con noi, tutto sul Rimini Calcio in Sport Up. Grazie a Daniele Emanuelli.